Dunque, a un certo punto il Presidente della Repubblica, il nostro palermitano, tra l'altro Mattarella, doveva venire in Sicilia perché, sai, no, sta finendo il mandato, Sì. è finito Anzi, già dico, quasi, siamo noi già... stiamo registrando, Sì. non so quando andrà in onda questa puntata, magari in questo momento c'è già un altro Presidente della Repubblica, non lo sappiamo, Lo però sapremo. noi siccome oggi che registriamo avevamo a Mattarella, ne Esatto. teniamo a Mattarella. E poi Mattarella è Ma poi è siciliano, nostro, scusa, mi fa siciliano. piacere di Come no, farlo con palermitano, Mattarella, no? certo, come no. Vai. Basta, Mattarella doveva venire in Sicilia a fare il suo discorso di commiato, perché doveva congedarsi, perché comunque il mandato doveva finire. Finiva, Quindi sì. a un certo punto viene in Sicilia. Ora sapete, quando si sposta un personaggio importante come il Presidente della Repubblica, giustamente le forze dell'ordine si mettono in subbuglio perché devono garantire l'ordine pubblico, la sicurezza. Ma poi c'è un protocollo, Ma è c'è il chiaro. protocollo, poi ci devono magari a fare bella Bisogna combassa, rispettare no? tutto per fare Tu, bella figura, giusto? Poi, Sì. giusto, il Presidente doveva essere ospitato nella caserma dei Carabinieri, uno ci aveva chiesto la cerimonia, capito? Quindi il capitano dei Carabinieri era giustamente preoccupato perché ci teneva a fare bella combassa, no? Appena fanno i barzellette, scusa, no, ci viene il Presidente, ci va a fare vedere che noi siamo l'arma per eccellenza. Giusto, bravo. La benemerita, Giusto, bravo. fedele nei secoli. Assolutamente così, sì. oh. Oh. Basta, a un certo punto, 15 giorni prima della visita del Presidente, cominciano a fare le prove, no? Di inquadramento, la cerimonia, traffico, storie e poi soprattutto la presentazione militare, no? Che ha fatto il militare qua si ricorderà, o chi lo ha fatto che si trova a casa, Forse Orazio la l'ha fatto, presentazione, Orazio no? l'ha fatto. Che nome, battaglione, reggimento, Certo, insomma, classe, quello, sì, giusto? certo. Ora tutti provano questa cosa fino a quando tocca all'appuntato falsaperla. Sempre lui, C'era un appuntato falsaperla, c'era, no? sì. Appuntato falsaperla, esce dal plotone, fa il cortile di corsa come era giusto fare, arriva davanti al palco dove c'era il capitano che ci faceva fare la prova, si mette sull'attente e pum! Appuntato Saro Falsaperla, quarto reggimento! Io, con quarto reggimento, mi scordai un battaglione, signor capitano, ma come si permette? Ma lei si scorda un battaglione e si sbraca così, si mette. Ma scusi, e se c'era qua il presidente che ci diceva, mi scordai il battaglione, ma che comparsa facciamo? Scusi, 28° battaglione, avanti, vada, si rimetta in fila e riproviamo. 28° battaglione, mi raccomando. Non era difficile, allora non era difficile, no? Poi là era, no? Basta, lui si rimette in fila nel plotone, tutto come gli altri, tutti riprovano, un quarto d'ora circa dopo tocca di nuovo a lui. Questo esce dal plotone, attraverso il cortile di corsa, arriva davanti al palco un leggero capitano, si mette sull'attente e pam! Appuntato Saro Falsaperla, quarto reggimento! Mi pare carissimo, 101° battaglione, vero? Ma scusi, ma appuntateci, ma poi che modo è? Mi pare carissimo, ma che modo è? Ma onde siamo? È sempre una cosa militare, una cosa da parata, fare. ma dai. 28° battaglione, ma poi dico, ma che cosa ci vuole a rodarsi? 28° battaglione, avanti, vada, riproviamo, insomma, a cozzare questo 15 giorni di prove, signori miei, di sto 28 andava testa, non ci traseva, niente, era più forte di lui. Basta, a quel punto, un capitano, il giorno della cerimonia, decise di levarlo dal plotone. Certo. Un miser era una colonna da caserma. Dice, levamo l'acqua, no? Certo. Levamo l'acqua. Un miser era una colonna, ci disse lei da qua non sa muovere, capito? Perché non solo il presidente andava a sapere unni era, andava a sapere manco che esisteva questo appuntato, capito? doveva Non ci sono mai cose da dalla dire. circolazione. Un mise fermo, era la colonna, no? Arriva il Presidente della Repubblica, quindi potete immaginare, no? C'era la banda musicale che ci suonava l'inno nazionale, il Presidente arriva, passa in rassegna alle truppe, sale sul palco, le frecce tricolore, Le frecce tricolori che lasciano le esatto, strisce le di scie, fumo no? tricolori. Delle frecce tricolore, Esatto. basta insomma tutta la cerimonia. A un certo punto il Presidente sale sul palco, fa il suo discorso, Certo. dopodiché dice, bene capitano, ci vorrei sentire, conoscere un pochettino anche i vostri militari, uno a caso di voi. Aspetta, no, perché anch'io mi sto... No, perché c'era sto una cercando- colonna, no? Sì, l'ho C'era- capito. l'hai presente una colonna Ma la dopo? vedo, è là, la sto vedendo. Che Salvo si vireva un grado di appuntato tanto, un pezzuto da spara, canisceva da Sì, colonna, sì. no? Ora Mattarella, voglio dire, è anzianotto, non è Certo. che ci smiccia tanto buono, però ci hanno l'occhio in tanto Giusto, grado di giusto, era la giusto. colonna, no? Ne- Lei,
a cui poteva chiamare. A Ido. A far sapere. E se non chiamava Ido non vi poteva contare la barzelletta, signora. Stavo boccando 20 minuti per niente, no? Inutilmente, sì. Lei, che questo esce dalla colonna attraverso il cortile sì. di Corsa, un capitano, come visto che era farsapella, che c'è calani i catarratti, c'è caso. Perché si ricordava delle prove, le ma la prove comparsa inutili. Sicura, garantita. Basta, a un certo punto chi sta arriva davanti al palco, si chianta sull'attende, pum, appuntato Saro Falsaperla, quarto reggimento. Da pausa, si sentiva tutun, 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 tutun. Era il coro del capitano che batteva, che era preoccupato, si sentiva nel silenzio il coro del capitano. Sì. Dopo un poco questo 28° battaglione, ma ce l'aveva fatto, il capitano dice bravo, vada al posto, vada. Un miracolo assoluto. Basta, la cerimonia finisce, sì, no? sì. Tutto a posto, tranquilla la sera, il capitano andiamo a chiamare l'appuntato, si voleva congratulare, una gran combassura. Giuseppe, devo dire che era stata una cosa clamorosa, dopo tante prove dopo la inutili, fatte preoccupazione, male, certo. dopo quell'ansia, no? Esatto. Prego, appuntato, ci comanda, no, stia comodo, tranquillo, si pigliasse una coglia, no, toccava qualche cosa, avevano arrestato le cose del banchetto, del buffet, no? certo. Una cipollina, si pigliasse un arancino, ma sì, perché il capitano era diventato anche ma a gentile, quel affettuoso, punto, scusa, ma poi no? al banchetto che ci vuoi mettere tocca? Da noi in Sicilia c'era arancini, cipolline, cartocciate, patè. La caserma era in Sicilia, il Certo. presidente era siciliano, quindi era perfetto. No? Certo, si pigliasse in ghianotto, mezza birra, capito? Queste cose qua. No, ci guarda, non c'è bisogno. Mezza birra è Mezza mondiale. birra è bellissima. Oh, Ma non poi c'è non bisogno. capisco perché uno a Catania offre mezza birra. Si pigliasse, tu non gli dici si pigliasse una birra, No, mezza birra. Ma perché la birra è china di 66, capito? Quindi là c'è immensa, capito? birra. Noi abbiamo un modo di catalogare cose che è particolare. Sì, Ma sì. Dice, no, guarda, dice, capitano, no, ci sono in servizio, non c'è bisogno. Dice, comunque complimenti, Dice, mi volevo congratulare Giusto, con giusto. lei. Dice, perché Ci dopo, sta. dice, 15 anni di prove io non ci speravo più. Dice, lei mi ha fatto sfigheteare, mi ha fatto pineare. Dice, però alla fine oggi abbiamo fatto una figura degna dell'Arma dei Carabinieri. Bravo, dice, complimenti. Dice, però mi tolgo una curiosità, glielo chiedo come un padre, veramente, come un fratello maggiore, va. Dico, ma questo numero 28, che avevi 15 anni, che non se l'ha ricordato mai, cioè oggi sono ricordato, ma come ha fatto? Cioè, come ho fatto, capitano, che facile, no? Per giunta, Certo, faceva lo spetto, certo. ora faceva il furbo. Pigliavate, capito? Appunto. Certo, vede questi 3 aghi che ho qui, c'aveva 3 aghi, azzeccate proprio un dopetto da divisa, no? Capitano dice, scusa, ma cosa c'entrano i 3 aghi col numero 28? Dice, molto semplice, signor capitano, stia attento. Dunque, dice, ago, filo, filo, lana, lana, pecora, pecora, latte, latte, tetta, tetta, tetto, tetto, casa, casa, chiesa, chiesa, prete, prete, messa, messa in moto, moto, sega, sega, albero, albero di Natale, Natale 25, 26, 27 e 28. Facilissimo, facilissimo. Vabbè. Che bella questa barzelletta.